Devo dire che realizzando una cosa di questo genere si ha un'emozione profonda e si ha la profonda soddisfazione di avere usato bene i soldi dei cittadini. Abbiamo recuperato un qualcosa di straordinario, di nobilissimo, una volta riservato a pochissime persone, che quando fu acquistato nel 1500 aveva il valore di 500 scudi che corrispondevano a una nave di media grandezza, una nave da guerra di media grandezza, quindi per dire che era una cosa molto costosa anche allora. Ecco, queste cose non vanno perse. Queste sono le tradizioni, i valori, la storia della nostra Repubblica. E poi c'è anche quel significato simbolico che oggi noi siamo costretti a pagare le tasse e mandare i nostri tributi a Roma. Il cardinale Grimani invece faceva l'operazione esattamente opposta, andava a Roma, prendeva qualche capolavoro e lo portava qua a Venezia. Per fortuna anche questa attività ha arricchito la nostra straordinaria città, la nostra straordinaria Repubblica. Il cardinale Grimani lo regalò alla Repubblica, come si usava a fare un tempo, e anche questo mi sembra che valga la pena di essere ricordato come un episodio di straordinaria nobiltà. Il patriarcato culturale. Ma sai, intanto per realizzare quest'opera ho lavorato per 9 anni, 10, uso un termine non appropriato, tipografie, in realtà insomma c'è un lavoro sotto di grandissimo livello e quindi altissime stamperie, altissima ricostruzione, c'è un lavoro dietro colossale che appartiene per davvero alla nostra tradizione più nobile, quindi vede che si sono date opportunità di studio in un settore, quello culturale, che è la nostra vera, profonda, ineguagliabile ricchezza, e quindi nel suo complesso non va visto soltanto, che sarebbe già abbastanza, ma non va visto soltanto il prodotto finale, ma anche pensare a cosa è stato in questi anni di ricerche, di tecnologie, di sofisticazioni che domani tutto il mondo verrà a osservare.